Sono 9 donne dalle storie più diverse, tutte però hanno in comune la voglia di rimettersi in gioco anche in ambiti lontani dal loro percorso personale e l'obiettivo di ricominciare la loro vita professionale in un'impresa metalmeccanica. Io vengo dal settore calzaturiero e avevo voglia di cambiare, di provare nuove avventure. E ho 2 figlie, ho una famiglia, e adesso ho voglia di ripartire per cambiare, per provare questo settore. È sempre stato un settore maschile e mi hanno detto: ma guarda che non c'è scritto da nessuna parte che le donne non possano. Sono qua, pronta. Io so usare la macchina da cucire e adesso so usare anche il tornio. Io ho una scuola di danza classica, ballet classico, per bambini, per tutti da e adesso qua arriviamo qua per una vita más tranquilla, más serena. 4 mesi che 4 mesi fa. un futuro da metalmeccanica. Wow! Molto felice e pronta. Appena comincia a imparare a usare il tornio, Sì, torno. Bellissimo. robot, macchine a controllo numerico, tecnologie d'avanguardia, il settore è in quotidiana trasformazione. Per questo il gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto S, con le sue 1350 imprese e 85.000 collaboratori, ha messo in campo il progetto Più donne in fabbrica, assieme a Forema, Umana e Umana Forma. Un corso di 96 ore teoriche e anche pratiche negli attrezzati laboratori dell'ENAIP Veneto, dove queste candidate hanno potuto apprendere nuovi skill e cimentarsi con apparecchiature all'avanguardia e macchine tradizionali. L'entusiasmo riscontrato non era per nulla scontato. Noi vogliamo riportare all'interno del mondo del lavoro quelle donne di qualsiasi età che per qualsiasi motivo si siano trovate disoccupate, inoccupate. Per noi è importante avere manodopera qualificata, manodopera femminile. È importante far vedere che la metalmeccanica è per tutti. Con questo corso noi andiamo a sviluppare delle competenze per profili che tutte le aziende stanno ricercando, addirittura arriviamo al quasi il 70% di profili mancanti in base alle ricerche delle nostre aziende. Oggi queste 9 donne hanno le competenze per diventare addette all'assemblaggio meccanico con il rilascio del patentino per la guida del carrello elevatore. Hanno seguito lezioni sull'organizzazione Lean e il metodo delle 5S per l'ordine, la qualità e l'efficienza dei reparti produttivi. È importante attirare sempre più donne in questo ambito, anche perché le possibilità ci sono e quindi iniziative come queste, che non sono peraltro la prima esperienza, ci danno una grande soddisfazione, perché abbiamo le donne, molte donne che vogliono aderire, perché il percorso formativo è un percorso formativo utile davvero, e perché alla fine del percorso ci sono gli inserimenti lavorativi, alcuni già da lunedì prossimo e gli altri nei giorni successivi. Ho parlato prima con queste ragazze, hanno già tutte colloqui, qualcuno andrà addirittura a firmare domani il contratto di lavoro, quindi siamo veramente orgogliosi che già possono essere inserite in pochissimo tempo nelle aziende delle nostre 4 province. Continueremo su questa strada, faremo ancora progetti, questo è il secondo corso. Ne partirà martedì un terzo per profili più alti, Sustainability Manager, però comunque vogliamo concentrarci sulla manodopera, quindi stiamo progettando saldatura, operatori macchine utensili. Insieme all'attestato è stato consegnato anche un libro appena realizzato da Umana sulla sicurezza sul lavoro, parte importante del percorso formativo e attenzione che non deve mai mancare in ogni ambito lavorativo.